Convocato un nuovo incontro della Commissione Bilancio del Comune di Agrigento. Per il presidente Marco Vullo è tempo di vederci chiaro, far luce sulla vicenda che riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, con numeri e carte alla mano. La proposta del Comune è di passare da 150 a 140 operatori, un numero da raggiungere tra pensionamenti e ridistribuzioni delle risorse tra i comuni. Ma i sindacati adesso temporeggiano e prima di spalmare il personale vorrebbero aspettare il nuovo bando. Il Comune dal canto suo non vuole più temporeggiare al processo di alleggerimento e a tal proposito l'assessore di Palazzo dei Giganti a Ramo, Mimmo Fontana, punta l'indice sul passato ed evidenzia come lato oggi SRR, anche dopo lo stop delle assunzioni del 2013 concordato con i sindacati, invece da febbraio 2014 ad oggi abbia impiegato ben 38 lavoratori. Un puzzle che la Commissione Bilancio vuole ricomporre. Di fronte a questo scenario confusionario e contraddittorio, spiega Vullo, noi vogliamo mettere un po' di ordine e magari anche dei punti fermi. Siamo quasi a metà giugno, sarebbe opportuno comprendere seriamente, ad esempio, se l'annunciato bando ponte si farà e allora abbiamo deciso di avviare un'operazione verità mettendo attorno ad un tavolo i dirigenti degli uffici competenti, cioè Giovanni Mantione che si occupa delle finanze e Giuseppe Principato che guida il comparto dei rifiuti, gli assessori comunali interessati alla questione e i vertici della SRR di riferimento, conclude Marco Vullo. E per i capigruppo di Agrigento Cambia, Rinasce, Pietro Vitellaro e Vincenzo Licata è tempo di portare il tema della raccolta dei rifiuti in Consiglio Comunale. Si deve passare alla differenziata il prima possibile. Il capoluogo è circondato da comuni che hanno iniziato la differenziata, ma non tutti i cittadini hanno iniziato a farla, preferendo portare i propri rifiuti indifferenziati ad Agrigento. Così in città ci sono 8 tonnellate in più di rifiuti che vengono smaltiti nella discarica di Sicuriana, sostanzialmente a spese dei contribuenti agrigentini. Le criticità maggiori vengono registrate e documentate anche attraverso dossier fotografici con date ora nelle zone di Monserrato e della casa natale di Pirandello, al quadrivio Spinasanta, San Michele e nella zona appena fuori il quartiere di Fontanelle.